Oggi con la conferenza stampa di presentazione del 32esimo Festival Maschera d'Oro parte ufficialmente la stagione che dal prossimo 8 febbraio si svilupperà per tutti i sabato di febbraio e di marzo al Teatro San Marco di Vicenza. Cartellone anche quest'anno particolarmente ricco e particolarmente interessante, soprattutto per lavori che ci presentano delle opere, delle commedie che poco rappresentate o comunque poco viste nei tradizionali cartelloni dei nostri teatri. Quindi appuntamento per tutti da sabato 8 febbraio al Teatro San Marco con la 32esima edizione del Festival Maschera d'Oro. Oggi abbiamo presentato la 32esima edizione, un'edizione un po' particolare perché dopo 31 anni non abbiamo con noi il professor Lunari, che è stato l'artefice di questa manifestazione. Si è speso e ha dato molto perché il festival raggiunga i successi che ha raggiunto. Partiamo con l'anno zero, dicevo, con un nuovo selezionatore che è Roberto Cupone e che sono convinto saprà altrettanto dare lustro a questo festival. Grazie alla collaborazione con Confartigianato Vicenza, la compagnia vincitrice, come si sa, potrà portare il suo spettacolo fra la cornice stupenda del Teatro Olimpico e, ripeto, è il premio che tutti noi attori auspichiamo a raggiungere. Confartigianato è 26 anni che con il premio Faber sostiene Fita Teatro, che è una federazione italiana del teatro amatoriale, proprio perché crede che con la cultura si mangi, e si mangi anche bene, ma soprattutto coinvolga le comunità e crei proprio uno spirito di comunità, che è quello che serve poi per rendere più attrattivo il territorio. Il territorio nel quale noi viviamo deve essere culturalmente vivace, e la vivacità culturale è quella che poi dà quella marcia in più a tutti i territori, che possono anche attirare degli investitori e degli investimenti, proprio perché su questi territori c'è un'attività che ha a che fare non solo col mondo del lavoro, ma anche con tutto ciò che è collaterale al lavoro. Oltretutto poi abbiamo tutta una serie di artigiani che si cimentano come attori amatoriali all'interno di queste compagnie, ma abbiamo anche tutta una serie di imprese che lavorano nel settore della falegnameria per costruire le scenografie, nel settore dell'abbigliamento per costruire i costumi, e tutta un'altra serie di artigiani che lavorano proprio all'interno di teatri come elettricisti, come allestitori. Ecco, per cui si unisce sia la parte culturale sia la parte di business, ed è un filone che è assolutamente fiorente e che poi fa fare tutte queste cose con leggerezza, quella leggerezza che poi all'interno del teatro diventa invece cultura molto pesante e molto di qualità. Sono contento perché non che lo scoprissi adesso, però ho proprio avuto la prova provata di questa grande dinamismo, grande creatività del teatro amatoriale, e ho cercato di assecondarla, di seguirla e di andare a scegliere, per quanto competeva a me in questa fase, diciamo, di passaggio, scegliere le proposte che trovavo più creative ed emozionate, con l'emozione di raccontare una storia nuova.